Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, scusate che prendo il microfono, eccoci qua. Vai con il secondo video di Pro Cycling Manager. Eccolo qua, il tour di Ruanda. Tappa collinare come indiana, tappa non facile, insomma non è proprio una tappa dove posso dire la mia, però vediamo, insomma, sono dell'idea che possiamo dire comunque la nostra, cioè siamo comunque fenomenali in questo gioco, lo sappiamo, quindi possiamo fare tutto, e comunque sono il capitano, la Novo Nordisk Ardit, in fuga, e gol. Ok ragazzi, tappa 1. Questa pioggia misto neve che non so se è possibile in Ruanda, però mi scuso forse per la mia ignoranza, ma boh, sono un po' curioso. Comunque abbiamo carta bianca. Finisce il 53 la classifica di tappa, possiamo tranquillamente farcela. Obiettivo tieni a disposizione di una fuga per me. Vabbè, ma non posso andare in fuga, dai, cioè io voglio puntare a qualcosa di bello, scusami. Qualcuno ci prova, devo cominciare come si dice, a pedalare. Questa gente è forte, raga, sarà quasi impossibile vincere. Dai venezianone. Solo che siamo senza acqua, questo non è positivo. Caduta per qualcuno, qualcuno è caduto, ragazzi. Ah, uno dei nostri anche, perfetto. Siamo a 8 km, dobbiamo cominciare. Devo vedere se, vediamo se il Cume ha le capacità di tirare. Ricordo che siamo a livello difficile, quindi non estremo perché non ce la faccio, raga. 6 km e 6. Vediamo di non stancarci troppo. Un po' devo andare con il gel, vai, forse un po' tardi. Dai Cume, dai Cume. Il Cume prova la sprintata veneziano. Vai venezianone. Io ci provo anche, ma... Dai, 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 dai. Beh, non sono lontano, però non siamo lontani. Va bene, va bene, va bene. Chiudiamo... Noni. Tra i top 10, ragazzi. Prima top 10, subito. Subito top 10 e godo. Subito top 10. Veneziano si fa sentire. Arrogantissimo il Cume. Uno dei più arroganti, forse. Che arroganza, signori. Siamo secondi nella classifica giovani. Già godo, già godo. Andiamo per la seconda tappa. Dai ragazzi, qua è neve africana. Non si capisce cos'è. Vabbè, perturbazione curiosa in Ruanda. Dai, va bene, va bene, va bene. Mancano 16 km. Siamo secondi nella classifica di giovani, che abbiamo la maglia, comunque perché il primo è primo, quindi voglio dire, non può avere due maglie. Mancano 15 km. Facciamo velocizzare un attimo. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Qua vogliono provare le vittorie. Maledetti, devono subito... Vediamo se magari la squadra riesce ad accorciare, se no devo buttare, però attenzione, è un po' pericoloso. Ho velocizzato troppo, è stato un po' un pirlotto, va bene. Non sembra avere un gran passo, però, eh. Come comincia a pompare. Devo prendermi quel piccolo vantaggio che non ho preso.
Dai, Comendone, dai, ho anche una buona forma, sono nel picco di forma, ragazzi, perché è all'inizio che devo fare le vittorie quest'anno. Parto un po' prima, vediamo se è la mossa vincente. Però purtroppo gli altri sembrano messi meglio. Non ho ancora le abilità. No, no, dovevo stare più avanti. Purtroppo male qui. Malissimo sta tappa. Male, male, male. Neanche tra i primi 20. Vabbè. Bisogna fare esperienza, Beppe. Bisogna fare esperienza. Bisogna fare esperienza. Anche bei parametri avevo anche, non capisco. Sarà la neve africana. La neve africana ha sorpreso Veneziano. Porca. La globale vede Veneziano 13esimo. Giovani siamo terzi, qui c'è l'ucraino, Ponomar, grande Ponomar. Me lo godo. Va bene, squadra, siamo 11esimi. Vai ragazzi, abbiamo superato bene le montagne. Vediamo la mappa. Siamo nella parte della discesa e siamo messi bene, perché comunque il gruppo decimato, il plotone, siamo a 30 unità. Quindi ci giochiamo anche noi la vittoria. Tanti sono caduti dei nostri, one disaster. One disaster, one disaster. Tanto la perturbazione africana continua. Falling behind, falling behind. Amore, bei parati, siamo saliti a livello 3 di abilità, quindi abbiamo 75 montagne per 78, quindi molto molto bene. In discesa siamo 67 più 1 68. Se devo capire se c'è margine, però vediamo. Anche sono stanco, vorrei capire se riesco a partire un po' prima e andarmene, vediamo. Devo fare delle prove, Beppe. 10 km. Veneziano prova. Proviamo a scattare un attimo, vediamo se riusciamo a dar fastidio. Veneziano si lancia da solo. Veneziano si lancia da solo come un porco. Però 5 secondi, 10, non riesco a prendere niente purtroppo. Ci ho provato. Sto cercando di capire se è fattibile. Siamo comunque in tanti, siamo in 23 siamo. Ancora una salitina. Veneziano ci riprova. Il Cume ci riprova, attenzione. Il Cume ci riprova, vuole tentare l'impresa. Manca 1,7 km, attenzione. Attenzione il Cube. Niente da fare, peccato. Peccato, 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 c'è ancora gente più forte. Ci sta, ci sta. Ma finiamo addirittura ottavi, quindi meglio del nono posto. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. È che ragazzi, c'è Lorenzo Fortunato, c'è gente forte, fioi. C'è gente veramente forte. Ci sta. Ma come primo tour in vero, diciamo, stiamo andando molto, molto bene. Sono molto soddisfatto. Andate a fare i punti per avere, diciamo, migliorare le abilità. Prima cerco di migliorare le abilità dei parametri, dopo cercherò di migliorare quelle, diciamo, per le caratteristiche. Risultati. Allora, nella globale siamo noni. Secondi in quella dei under 25 di squadra, ottavi, va benissimo. Raga. 21 km, dobbiamo tenere assolutamente le classifiche, la perturbazione continua. Comunque è bella questa cosa. Se l'uomo su cui possiamo fare la classifica generale. Sì. Tante cadute in sto tour, ragazzi. Tante, tante cadute. Sono fortunata, una bestia, ragazzi, rispetto a noi.
Vedi che adesso mi proteggono, grandissimo Clancy. Ma sì, ma Clancy, porca trota. Clancy. Stiamo attenti perché stanno andando, stanno andando. Non voglio rischiare, attenzione. Se voglio tentare un acuto, devo provarci. 14 km, ormai il pelotone è un minuto dal gruppo della fuga della mattina di giornata. Caduta per Laken, caduta per Laken. Attenzione, mossa a sorpresa di Veneziano che sgambetta. Veneziano sgambetta, ci sta provando Veneziano. Veneziano ci sta provando, attenzione, sforzo massimo per il Cube, sforzo massimo per il Cube, sforzo massimo per il Cube, attenzione. Il Cube ci sta provando, il Cube ci sta provando ad andarsene, incredibile Veneziano, incredibile. Ma il pelotone là purtroppo. Attenzione, un altro attacco, forse questo è più a sorpresa, vediamo. Ci sta provando il Cume, ci sta provando Veneziano. Sembra veramente un uomo di classe, Veneziano, sembra un uomo di classe. Ma purtroppo siamo là, il pelotone non lo abbandona, non abbiamo ancora la forza di andare via, purtroppo. Ci provano anche gli altri, ovviamente. Ci prova ancora il Cume, ci prova ancora, non molla Veneziano, non molla il talento. Il talentissimo non molla. Il talentissimo non molla. Però forse attenzione può farcela anche il gruppo, eh. Il gruppo può farcela, incredibile. Veneziano ci prova! Il Cube ci prova! Il Cube ci prova, forse non ci credo. Non ci credo, il Cube se ne sta andando, ma il gruppo della mattina se ne sta andando. Se è quello il gruppo non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Veneziano prova a sgattaiolare. Attenzione il Cube. Ma è lontano, ancora lontano, ma guarda che roba se ne va. Quarto posto, incredibile cosa stavo facendo. Bravo però come... Porca miseria, i piedi del podio. Però Veneziano c'è, ha fatto una gran mossa qua. Sono gasatissimo, se gioco mi gasa troppo, ragazzi. Adesso li spariamo così, tu ce li facciamo lunghi, sono le prime tour, poi quando avremo tante gare è chiaro che dovrò fare un po'... metterci un po' di più, perché sennò... cioè fare un po' più di tagli, perché sennò ciao. Attenzione, nella globale Veneziano è terzo nella globale calma. Veneziano è terzo nella globale calma ed è primo nei giovani. È primo nella classifica giovani calma. Dopo 4 tappe su 8. Vai raga, 18 km. Adesso bisogna capire qua. La maglia gialla. Dai Veneziano. Tentare un miracolo come l'altra volta. Cioè come l'ultima tappa. State attento anche alle fughe, cazzo, perché non me l'aspettavo. Potevo vincere secondo me. Abbiamo una forma strepitosa comunque. Abbiamo una forma veramente importante. Ma Venezia non è che può essere il nostro tour subito. Subito il nostro tour, ragazzi. Sappiamo che il Cubo è un fenomeno. Un po' prestino però, 10 km. Ok, il peloton. Vediamo. Prova uno scattino veneziano, prova uno scattino. Prova a dar fastidio veneziano, prova a dar fastidio. Prova a dar fastidio il Cume, ma qua niente, se non riesco proprio a dare via. Non riesco ad andarmene purtroppo.
Prova un altro scatto il Cume. Scatta però. Veneziano ci riprova, il Cume ci riprova a 3 km, il Cume ci riprova a 3 km, attenzione. Il Cume ci riprova a 3 km, è partito benissimo Veneziano, sono le vittorie di Veneziano queste, forse è partito un po' presto. Attenzione 1,4, niente, però forse siamo secondi, stanno arrivando tutti, sì, ciao. Manca anche, sono partito troppo presto, peccato. Va bene, va bene, va bene, ma più di così. Troppo presto sono partito, troppo presto, 12°. Ma sono comunque soddisfatto. Ci siamo sempre là, siamo sempre là, siamo sempre là. Purtroppo i primi hanno preso punti, la vittoria del Tour è impossibile salvo un miracolo. Siamo partiti troppo presto, non abbiamo la forza per tenere, non riusciamo a scattare forte. Dai Vecchio, su. Ci godiamo sto primo vero Tour così perché ci sta. Ci ho provato fino all'ultimo, ma... Vediamo, ho perso sicuramente il secondo posto. Allora, nella globale siamo quarti. Giovani secondi, purtroppo. Franco Aleandro. Torna primo. Che palle. Vabbè. Vai ragazzi. Siamo alla tappa 6. Eccola qua. Bisogna capire a 13 km. Purtroppo siamo partiti troppo in fretta nella tappa precedente. Troppa furia di fare lo scatto. Cioè, costa stata carissimo. La squadra c'è, però... Attenzione, sono un po' stanco, però. Stanno attaccando qua. Stanno attaccando. Io ho un più 3 di forma, però. Attenzione. 9 km. Vediamo se scoppia qualcuno, però siamo stanchi ragazzi, ufficiale. Siamo stanchi purtroppo. Adesso provano ad andarsene, vediamo. Non posso, devo tirare, non posso mollare. Sfruttando la mia forma, sto sfruttare il più 3. Dai, dai, che non ce la fanno andare via, non ce la fanno andare via. Insomma. Nessuno, tutti ci provano, Veneziano tenta adesso di aspettare dopo la beffa di Pridi. Niente da fare. Vediamo adesso, vediamo adesso. Adesso prova a sgattaiolare il Cume, prova a sgattaiolare il Cume. Niente, ancora forse non è il momento, attenzione, attenzione, attenzione. Niente, la curva, non ci credo. Non ci credo. No, voglio che sia questa l'istantanea della copertina, perché c'ero quasi. C'ero quasi. C'ero quasi, ragazzi. Potrebbe essere questa. Che sfiga, oh, però, porca miseria. Scusate, raga, ma voglio una bella istantanea. Così, proprio d'arroganza. Peccato. Peccato, raga, peccato. Quinti. Peccato, peccato. Siamo vicini, ma ancora non riusciamo a dare l'acuto. Però, bene. Cioè, se questo è il primo tour riusciamo a far così, raga, tanta, tanta roba. Ci stiamo godendo sto primo tour così, ma non può essere sempre così. Se no ci metto 30 anni ad arrivare alla possibilità di vincere il Giro, il Tour e la Vuelta. Boh. Vediamo se ritorno primo nella giovane, non credo, vediamo. Globale, siamo quarti. Secondi, sempre, fottutissimamente.
secondi. Mamma mia ragazzi, tappa 7, siamo sul pavé, facciamo una fatica devastante. Ai ai ai, stiamo rischiando. Ai ai ai, siamo... Attenzione, attenzione. Non dobbiamo perdere contatto col gruppo. Ecco là, sapevo io. Prendiamo sto cazzo di gruppo! Ma guarda che roba. Siamo di nuovo nel peloton, ma che fatica ragazzi. Abbiamo perso ancora pavé. Ancora pavé. Mamma mia, mi sto mangiando tutto, mi sto mangiando. Devono aiutarmi però i miei, cazzo. Quanto pavé c'è ancora? Sembra finita. Mamma mia raga, mamma mia raga. Che tappa mostruosa questa. Caduta di lastra? No, 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 forse non era uno, no, mi sbaglio con un altro, scusate. Tappone durissimo, tappone durissimo. Siamo sporchi e distrutti. Siamo in difficoltà, siamo in difficoltà. Dai venezianone, dai. L'importante è arrivare a sto punto perché vedo che dura. 11 km. Siamo stanchissimi però, saranno tutti stanchi ovviamente. 10 km però a un minuto i primi due, sono a un minuto, quindi la vittoria la vedo difficile. Però potrebbero crollare alla fine. Provano a sgambettare gli altri, Veneziano va su invece implacabile. Sì, stiamo già recuperando tantissimo, attenzione, la maglia gialla prova ad andarsene, attenzione. Tour di Ruanda, bellissimo. Il veneziano comunque non molla, il porco non molla. E adesso vediamo Veneziano se prova qualcosa, ancora no. Ancora provano ad andarsene tutti gli altri. Ma mancano ancora 5 km, ancora presto, ancora presto. Attenzione. 3 km. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. 2,7. Che è successo? Ma che cazzo? Piccolo bug. Niente da fare. Niente da fare, purtroppo. Mamma mia, la maglia gialla proprio in fuga, la maglia gialla in fuga. Non lo tengo, non lo tengo. E addirittura il pavé, vabbè. Attenzione, Veneziano ci sta provando. Il Cube ci sta provando, però. Il Cube ci prova, dammi il 100, però dammi il 100. Peccato. Però forse la più iconica è questa. Forse la più iconica è sul pavé. È giusto vedere un Cube così sul pavé. Bellissimo. Eccolo qua, questa è l'immagine che voglio vedere. Purtroppo non vinciamo neanche stavolta. Ma ho dimostrato di esserci. Settimo posto, va bene, va bene, va bene. Colpa mia anche, ragazzi, ho fatto il possibile. Ultima tappa e poi ci salutiamo, ragazzi. Volevo proprio mostrarvi un tour fatto come si deve. Peccato. Peccato perché anche qua sempre al limite, sempre vicini. Però la maglia gialla dimostra di meritare comunque il titolo. Vediamo un po'. Globale. Siamo terzi nella globale.
Siamo primi, attenzione, a una tappa dal termine. Il nostro secondo è Johansen, Erli Bruttoland praticamente. Dobbiamo vincere la classifica giovani, raga. 10 km purtroppo ho perso il pelotone, l'ho recuperato solo adesso, ma sono molto stanco. Sarà durissima, raga, sarà durissima. Ho recuperato proprio in questi ultimi chilometri, ma ho perso comunque energie, vediamo. I primi sono a 2 minuti. La maglia gialla è con me. Ma non rompere i maroni. Veneziano prova a tirare, attenzione. Il Cume prova ad andarsene. Pazzie cumendiane, pazzie cumendiane. Foratura per Fuentes. Veneziano prova ad andarsene. La vuole rischiare nonostante sia primo nella classifica giovani. Niente, non riesco ad andarmene, non riesco ad andarmene. Non ho ancora il passo per andarmene. Perturbazione africana mostruosa comunque. Mamma mia, nebbione anche, siamo stati a Milano. Cinque chilometri, forse la fuga se ne sta andando, attenzione. Riesco a provare ad andarmene da solo, niente. Prova ad attaccare, il Cube prova ad attaccare, attenzione, il Cube prova ad attaccare. Veneziano ci sta provando. Veneziano ci sta provando di cuore. Veneziano ci sta provando con il cuore. Ma non ce la fa. Non ce la fa il Cube, non ha ancora le capacità. Purtroppo. È andato Veneziano, è scoppiato. Ho pagato purtroppo che ho perso il peloton. Forse perdo anche il primo posto. Era giovani. Vince addirittura il norvegese, vaffanculo. Vabbè, giusto così. 12esimo ha vinto addirittura la tappa, merita di vincere l'Under 25. Under 23 è quello che è. Sfuma. Ho pagato ancora un'esperienza, ancora una forma anche non bellissima nell'ultima. Però obiettivo giovane raggiunto. Vediamo, chiudiamo al terzo posto nella generale. Come, attenzione. E siamo comunque primi, non so il perché, ma siamo comunque primi nonostante abbiamo vinto la tappa. Godo. Siamo giovani, siamo primi. E godo. Qua bei punti, bei punti. Siamo quasi a livello 4, godo. Godo. Però non so se ho punti, vediamo un attimo. Cominciamo a vedere qualcosa. Risultati, classifiche. Non ci dovrei essere però. Però intanto io ci sono, io esisto, dati ciclista. Risultati. Classifica giovani, vedi, me la dà, godo. Buono raga, sotto il comandone veneziano, il prossimo obiettivo, per sempre Alfredo. Sarà una gara secca questa, così sotto non faccio mai un cazzo su ste gare, quindi prevedo schifezze. Dopo questa abbiamo Tour di Ungheria. Questo è bello, il Tour di Ungheria può essere interessante. Vabbè, l'ultima tappa sarà l'ultima tappa. Ciao. Raga, sotto il comandante veneziano, campione dei giovani. Ciao!